La prima edizione di Ludica Mantova l'abbiamo pensata insieme all'amministrazione comunale come un percorso che tagliasse longitudinalmente la città, quindi partendo dalle pescherie, dal Lungorio, fino ad arrivare alla Loggia del Grano e a Piazza Concordia. Lungo Rio dove abbiamo messo una scacchiera per chiunque voglia venire a giocare, abbiamo gli amici del Subbuteo dell'associazione Pane e Salame, che è un'associazione amica sempre di Mantova che fanno un Subbuteo, poi abbiamo la ludoteca dove ci siamo adesso sotto le pescherie, ci siamo noi come amici ludici, c'è l'associazione Ludus Iovis di Ferrara che sono venuti ad aiutarci, poi c'è l'ultima parte che è un po' il cuore, la Loggia del Grano, e lì c'è sempre l'area espositiva, l'area sempre gioco libero in cui si può provare. Lì in Piazza Concordia, dove con Croce Rossa abbiamo allestito uno spazio gioco per bambini, dove ci sono gli Avengers Italia che fanno animazione così, e poi sia ieri che oggi abbiamo avuto due momenti su Ocno con Andrea Angiolino, che è un autore italiano di giochi, e il suo Sail of Glory, un gioco di battaglie napoleoniche, modellini tridimensionali di navi. Questo è un po' quello che abbiamo fatto nei 2 giorni. L'idea nasce dalla nostra passione, che è il gioco da tavolo, l'idea di portarlo in piazza, mentre di solito è sempre chiuso in casa, quindi cambia un po' le regole del gioco, per l'appunto. E questo è più o meno quello che abbiamo fatto in questi 2 giorni. Noi siamo l'associazione Game Builders di Modena e il fondatore è Alessandro Grandi e praticamente noi ci occupiamo di organizzare questi eventi, quindi le regole del gioco sono creare il gioco da tavolo, noi partiamo fornendo pedine stampate 3D, penne colorate e colori per poter sviluppare la plancia di gioco, il regolamento, il titolo, e diamo supporto per tutte queste fasi durante la creazione del gioco. Ci potete trovare anche nelle fiere maggiori italiane e potete venire e provare a creare il vostro gioco e portarvelo anche a casa se volete.